La persona ancora in quel momento non capiva questo collegamento, infatti quando ti dico il primo punto che ti ho detto è comprendi il meccanismo, la prima cosa che ha pensato c'era qualcosa che non andava nel corpo, ha iniziato a fare le solite routine mediche convenzionali per eliminare problematiche gravi, sono state tutte eliminate, nessuno però dei medici chiedeva alla persona spiegami dal punto di vista psicologico-sociale cosa stai vivendo in questo periodo o cosa stavi vivendo nel periodo in cui è iniziato il problema. Perché dal punto di vista fisico siamo tutti bravi a dire sono caduto, o mi sono infortunato a calcio, in palestra, sono andato a fare sport, sono andato a sciare, in questo periodo si scia molto, no? E mi sono fratturato qualcosa, oppure mi sono sfilacciato, strappato un tendine o un muscolo. Però no, in questo caso non è successo nulla dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale questa persona ha iniziato ad avere questo dolore enorme.